Dal 26 di ottobre comincia la nuova stagione teatrale per il Teatro Metropolitano Astra, un'offerta ricca, abbiamo sentito 7 titoli selezionati da circa 1200 di quelle che erano le proposte a disposizione. Novità di quest'anno, nuova gestione del teatro. Sì. Diciamo che quest'anno il teatro si arricchisce appunto di proposte, con una che in particolar modo sarà dedicata agli studenti delle scuole superiori, quindi andando a realizzare per loro 3 almeno mattine con l'opportunità anche di teatro in lingua, di questo siamo molto contenti. Quest'anno appunto c'è una novità per quello che riguarda la gestione, nel senso che è una sfida che accolto e che faremo insieme ad Arteven, che è un partner istituzionale con il quale già abbiamo curato in questi anni le rassegne appunto nazionali di prosa, e quest'anno appunto la gestione quindi curerà sia l'aspetto della gestione tecnica del teatro, oltre che al coordinamento delle varie rassegne, oltre a quella che cura direttamente, come abbiamo detto, ricordato, la rassegna di prosa nazionale, quella del teatro bambini e questa per le superiori. Si tratta di una sfida importante in cui crediamo per dare ancora di più un miglior servizio ai cittadini, per un coordinamento generale delle attività culturali, quindi anche che si svolgono in città, per rendere vivo il centro cittadino. Quindi una sfida insomma in cui crediamo, dal momento che pensiamo che proprio la cultura possa essere un fattore importante per la qualità della vita di una comunità e anche per il benessere appunto dei nostri cittadini, al quale teniamo. Abbiamo selezionato per trovare il meglio che potesse essere una sequenza cronologica di spettacoli che abbiano un senso per un teatro importante come il Metropolitano Astra, che si colloca in un'area strategica della provincia di Venezia, quindi era impossibile fare un programma che non avesse caratteristiche importanti come quello che abbiamo compilato, dallo spettacolo di apertura che con Giuseppe Battistone e il suo Winston verso Churchill in 2 giorni, quindi con la replica, proprio per accontentare un pubblico d'area. Poi gli altri spettacoli saranno, li leggo, Fabio Troiano con il suo La Camera Azzurra, uno spettacolo fuori abbonamento di Roberto Ciuffoli come Christmas Carol il 23 di dicembre, Alessio Boni e Sera Yilmaz che è l'attrice turca che in questo momento è il simbolo di questa guerra sbagliata che sta facendo la Turchia nei confronti della Siria, quindi siamo molto felici di ospitare il Don Chisciotte, dove lei interpreta Sancho Panza, e poi Paolo Rossi con Re Anarchico, Angela Finocchiara con Perso il filo, Silvio Orlando Si nota l'imbrunire, e uno spettacolo di circo contemporaneo che nasce dalle declinazioni, da quando furono tolti gli animali dal circo, dal Cirque du Soleil, e arriva il Circus Theatre Elysium con il loro Alice in Wonderland. È un programma eterogeneo, è un programma che accontenta molto il pubblico anche con gli orari. Ci sono gli spettacoli alle 17:30 per aiutare chi la sera magari è pigro, gli altri sono alle 21. La sequenza di spettacoli è una bellissima proposta ed è un piacere abitare a San Donà per poter andare a teatro.